oggi a Palermo, in Lombardia, a Bari, a Napoli, a Modena, a Roma, a Genova, scendono in piazza, come qui in Friuli Venezia Giulia, donne e uomini che con lo sciopero, che con la manifestazione dicono a questo Paese, dicono a questo governo che non intendono rassegnarsi, né sono interessati a sposare il figlio di Berlusconi per risolvere i loro problemi. Sono in sciopero i lavoratori della scuola, protestano e lottano contro una finanziaria che taglia decine di migliaia di posti di lavoro, che farà sì che il nostro Paese, fatto di colline, di montagne, di piccoli comuni, veda sparire le radici che rappresenta la scuola in quei territori, costringendo i bambini e le bambine a trasferirsi per frequentare una scuola pubblica. Donne e uomini della scuola che lottano contro provvedimenti sciagurati che questo Parlamento ha approvato, portando la nostra scuola a dare meno istruzione, meno ore, meno laboratori, meno risorse, quando il resto del mondo va in una direzione esattamente contraria e opposta a quella che ha scelto il nostro Paese per fare cassa. Scioperano le lavoratrici e i lavoratori dell'università perché non si rassegnano a vedere trasformate le università pubbliche in fondazioni private, non si rassegnano a fare i conti con meno risorse o a fare i conti con uno strangolamento degli atenei che porterà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni ad avere nel nostro Paese poche università, sì magari di eccellenza, ma frequentate da un numero limitatissimo di ragazze e di ragazzi, mentre oggi la tanta eccellenza che c'è in questo Paese viene nascosta e viene considerata una spesa e uno spreco. Oggi sono in sciopero le donne e gli uomini che lavorano negli enti di ricerca, che non accettano e rifiutano il fatto che i problemi della ricerca pubblica del nostro Paese vengano risolti con il commissariamento, cioè con la nomina da parte della politica di persone chiamate a mettere sotto controllo politico la ricerca pubblica del nostro Paese, che non si rassegnano ad essere uno e rappresentare uno di quei paesi dove la ricerca di base, in modo particolare, è condannata ad essere la Cenerentola. La scuola, l'università, la ricerca sono comparti che hanno un problema enorme di precariato, di migliaia e migliaia di persone che nei prossimi giorni o il prossimo 1° di settembre non avranno più un posto di lavoro perché questo governo ha scelto di fare tagli, ma come dice un bel cartello in questa piazza, più tagli e più ragli. E abbiamo scoperto che il ministro Brunetta in realtà fa due lavori. Fa il lavoro del ministro e noi sul lavoro che sta facendo esprimiamo un giudizio molto negativo, ma di sera si trasforma in un mago, il mago Telma, perché in pochi giorni, chiamato e impegnato a suo dire a fare una verifica su quanti fossero i precari impegnati nelle amministrazioni pubbliche, nella sanità, negli enti locali, nello Stato, nella scuola, ha risposto sereno il Paese, poche migliaia di persone. Peccato che siano 150.000 nella scuola, 300.000 fra la sanità, gli enti locali, lo Stato e il parastato, diverse decine di migliaia nell'università e nella ricerca. Insomma, costretto a rientrare in parte, con tempi diversi, nel suo progetto di licenziare tutte queste persone, oggi con un magheggio cerca di convincersi che sono poche persone e quindi si può tranquillamente procedere al loro licenziamento. Noi siamo in disaccordo, noi siamo
siamo contro. Noi diciamo qui oggi a Udine, in tutto il Friuli Venezia Giulia, in tutti i luoghi e le città oggi mobilitate, che l'attacco alla scuola pubblica, all'università e alla ricerca è una scelta sbagliata ed è una scelta che offende questa regione che ha una tradizione di decenni di cultura, di sapere, di istruzione, di ricerca, e noi vorremmo che questo problema non fosse solo un problema della CGIL, ma fosse anche un problema di questa giunta regionale, improvvisamente afona, senza parole, senza decisioni, senza scelte, quando si tratta di difendere questa regione rispetto al governo. Ma oggi sono in sciopero in questa regione tutti i lavoratori e lavoratrici dei comparti pubblici e privati. Scende in campo un Friuli Venezia Giulia che non si rassegna. Noi lottiamo perché riteniamo inaccettabile che la crisi che sta attraversando questo Paese venga scaricata su chi lavora e sui pensionati. Abbiamo giudicato sbagliato una scelta fatta con la legge finanziaria, dove i numeri sono stati continuamente cambiati e alla fine non solo si sono tradotti in poche risorse, ma soprattutto nel tentativo di dire che questa crisi economica non può essere pagata da chi in questi decenni si è arricchito a danno e a scapito di donne e uomini che con il loro lavoro, con la loro passione, con la loro coscienza, hanno tenuto in piedi il nostro Paese. Noi lottiamo contro una politica che sceglie di non investire sugli ammortizzatori sociali e condanna decine di migliaia di donne e di uomini a non arrivare a fine mese, mentre la cassa integrazioni, i licenziamenti, le chiusure stanno sconvolgendo i territori che abbiamo conosciuto. Noi lottiamo perché riteniamo inaccettabile che si cominci a discutere, anche solo a discutere, dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne, perché di nuovo la ricetta che si sta cercando di tradurre in una soluzione concreta è che chi lavora e che i pensionati e che le donne e gli immigrati sono quelli che continueranno a pagare per risolvere i problemi sui quali loro sono stati scostretti e scarventati. Noi siamo di fronte ad un governo taccagno che vive, che vorrebbe farci vivere dentro ad un grande bluff. Il ponte sullo stretto di Messina, la riscoperta improvvisa di una scelta errata come il nucleare, gli investimenti sugli immobili e sul saccheggio dei territori per nasconderci il fatto che oggi siamo l'ultimo Paese in Europa a fare i conti con la tragedia di uno sviluppo economico che si è fermato e di migliaia e migliaia di situazioni che stanno chiudendo. 350.000 i posti di lavoro persi in pochi mesi. Nel 2010, fra pochi mesi, quasi 3 milioni di disoccupati attraverseranno l'insieme del nostro Paese. Intere zone produttive, capacità, culture, destini, disegni, sogni di donne e uomini sconvolti nel silenzio e nell'indifferenza più assoluta. Noi siamo in sciopero, noi manifestiamo, noi non ci rassegniamo e lo diciamo anche ai nostri colleghi di CISL e UIL, perché vogliamo retribuzioni più forti. Vogliamo che le retribuzioni, il salario, guadagni, sia più forte, difenda le persone da un innalzamento dei costi e degli oneri che ognuno di noi è costretto a subire. Siamo in sciopero, manifestiamo, perché vogliamo l'estensione della 14ª mensilità per i pensionati e interventi urgenti sui non autosufficienti.